Ben ritrovati dalla redazione. Un uomo di poco più di 50 anni di età è stato soccorso ieri dal personale medico infermieristico per un grave malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. È caduto nel territorio del Carso triestino. Le persone che hanno visto perdere i sensi hanno chiamato il numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il NUE 112. Gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della struttura regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica che hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Un'auto si cappotta sul raccordo autostradale 13 e il conducente 75enne finisce all'ospedale. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura in prossimità dello svincolo di Fernetti in direzione Trieste. Sul posto il 118 con automedica, vigili del fuoco e polstrada. Dopo essere stato estratto dall'abitacolo, l'uomo è stato portato a Catinara in codice verde, sul posto anche i vigili del fuoco. Una donna 84enne si accascia al suolo alla fiera di San Nicolò e viene soccorsa dal 118. È successo all'inizio del viale 20 settembre a Trieste, in prossimità di Largo Bonifacio. La signora ha perso conoscenza davanti a numerosi astanti ed è stata soccorsa in breve tempo, a poche decine di metri. In quel momento stava passando un mezzo di soccorso del 118 in servizio che ha dirottato sulla donna i soccorsi. È stata stabilizzata sul posto e trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara. A Pitti Gorizia, ai vertici della graduatoria nazionale di un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il suo progetto per alimentare con idrogeno verde, cioè prodotto da fonti energetiche rinnovabili, i mezzi del trasporto pubblico locale. L'azienda del capoluogo isontino si è classificata seconda, superando diversi altri progetti presentati da soggetti di numerose altre regioni italiane. Lo rende noto l'azienda spiegando che questo progetto, che prevede un investimento di 6,9 milioni di euro ed è giunto nella sua fase definitiva, include la realizzazione di 2 stazioni di rifornimento per i mezzi, le stazioni di compressione e stoccaggio. L'impianto sportivo Giorgio Ferrini a Trieste non sarà pronto per l'inizio della stagione agonistica 2024-2025. La seppur flebile speranza di poter tornare a calcare lo storico campo di calcio del Ponziana nel settembre del prossimo anno è ufficialmente sfumata. L'annuncio è arrivato da parte di Roberto Nordici, presidente del Chiarbola Ponziana, l'associazione sportiva dilettantistica che usufruirà della struttura una volta che il comprensorio verrà riqualificato dal comune di Trieste. Uno sguardo al tempo. Oggi cielo variabile per la presenza a tratti di stratificazioni nuvolose a quote medio-alte. Sulla costa e sulle zone orientali bolla moderata con raffiche anche sostenute a Trieste in calo nel pomeriggio. Sul Tarvisiano in via Cellina sarà possibile anche la presenza di nebbia o nubi basse a fondovalle, specie al mattino. Temperature minime in pianura fra 0 e più 3, sulla costa fra 4 e 7 gradi centigradi, le massime ovunque fra 8 e 11 gradi centigradi. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.